Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, Conf Cooperative presentato dossier sull'impatto della pandemia. Sulle prospettive di ripresa pesano energia e situazione internazionale. La cooperativa può essere una soluzione per le crisi d'impresa? Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. Nell'area della cooperativa Il Piccolo Principe di Casarsa sono compresi servizi per i minori e per i giovani. Sono servizi storici, nel senso che siamo partiti con questi servizi già nel 1988, anno di costituzione della cooperativa. Sono servizi rivolti sia a minori con disagio, con difficoltà e alle loro famiglie, ma anche per promuovere il benessere, lo stare bene insieme, quindi con centri ricreativi, eccetera. Nel 2020, in tempo di pandemia, ci siamo subito attivati per fare in modo di dare continuità a questi servizi, pensando proprio ai bambini, ai ragazzi per cui facevamo i servizi, altrimenti sarebbero stati veramente abbandonati a se stessi. Nel doposcuola, nel giro di 15 giorni, abbiamo subito attivato il supporto scolastico a distanza. E grazie alla collaborazione storica che abbiamo qui a Casarsa con le scuole, con i servizi sociali e con l'amministrazione comunale, quindi cercando di trovare gli strumenti necessari per essere seguiti a casa, quindi PC, tablet, ma semplicemente anche con le telefonate. Il fatto di avere operatori poi locali ci ha permesso anche di incontrare quando era possibile per consegnare magari materiale cartaceo con tutte le modalità e tutte le precauzioni necessarie. Lo stesso ci siamo in qualche modo battuti per attivare i centri estivi, perché anche se c'erano regole, norme, ordinanze, prescrizioni, si potevano fare queste cose, per cui veramente ci siamo spesi, è stato necessario molto tempo, molto impegno e tante ore, però era possibile anche in questa situazione un po' difficile e nuova per tutti poter dare delle risposte ai bisogni dei bambini, dei giovani e delle loro famiglie. Per cui ci sentiamo veramente un po' orgogliosi, insomma, di aver fatto questo servizio, e anche la soddisfazione, la risposta è stata la soddisfazione di questi ragazzi, la partecipazione che, anche se un po' calata per i costi, per le paure che c'erano, però ci hanno permesso di dare continuità a quello che abbiamo sempre fatto. Quindi in qualche modo, al di là delle paure iniziali, la vita è andata avanti, il lavoro per noi è andato avanti. Certo ci ha impegnato molto di più, ma almeno le risposte e i bisogni sono stati soddisfatti. L'impatto della pandemia sui conti delle 523 cooperative aderenti e le prospettive per il 2022 sono state al centro della conferenza stampa tenuta da Conf Cooperative Friuli Venezia Giulia nel Palazzo della Regione a Udine, alla presenza dell'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini. Il comparto ha perso l'1,5% in valore, ma a fronte della lieve crescita della cooperazione sociale più 2% e di consumo più 8,9%, si segnala la forte crisi dei settori cultura e turismo, che hanno perso il 32,5% dei propri ricavi. La pandemia ha avuto un enorme impatto colpendo in particolar modo alcuni settori. L'erosione delle riserve ha compromesso la solidità patrimoniale di molte aziende. È stata la riflessione preoccupata di Daniele Castagnaviz, presidente di Conf Cooperative Friuli Venezia Giulia. L'occupazione invece ha raggiunto quota 19.753 addetti. Sulle prospettive di ripresa, ha sottolineato il segretario generale Nicola Gallois, pesano i costi di produzione in netto aumento, in primis quelli energetici, ma anche lo scenario internazionale.
A volte un camice bianco, una divisa può spaventare. Certi nostri utenti possono essere veramente molto spaventati di fronte a personale medico. L'incontro con questi giovani della Croce Rossa ci sta aiutando a familiarizzare proprio con queste divise. I ragazzi della Croce Rossa ci hanno aiutato a definire 5 incontri che tratteranno diversi temi in base a quelle che sono le nostre esigenze e le loro proposte. Dal primo giorno abbiamo cominciato a parlare del corpo umano, di come siamo fatti, per individuare quelle che sono le parti del nostro corpo, quindi il cuore, i polmoni, lo stomaco, attraverso giochi e animazione, per poi passare anche alla conoscenza degli strumenti medici, quindi come misurare la pressione, fare le punture. Probabilmente in qualsiasi periodo storico questo tipo di attività poteva essere utile, ma sicuramente in questo momento di pandemia è risultato molto efficace poter avvicinare i nostri utenti del Piccolo Principe a questo tipo di interventi, un vaccino, un tampone, cose che fanno veramente paura, insegnate e provate in maniera giocosa, diventano forse anche meno emotivamente difficili. Ringraziamo davvero tanto i giovani della Croce Rossa di Casarsa che hanno proposto questa iniziativa e speriamo di continuare anche in futuro con loro. Salve a tutti, il welfare aziendale è un tema all'ordine del giorno della cooperazione ed è per questo anche che qualche anno fa il movimento cooperativo di Confcooperative ha fatto nascere Cooperazione Salute. Di questo parliamo oggi, del suo radicamento in Friuli Venezia Giulia, col consigliere Andrea Della Rovere che ci dettaglia la situazione. Consigliere Della Rovere, ci spiega esattamente cos'è Cooperazione Salute? Cooperazione Salute è una mutua che nasce nell'evoluzione della contrattazione collettiva nazionale quando nel 2012-2013 viene inserito l'obbligo per le aziende di versare una quota per ogni lavoratore al fine di poter costituire un fondo che possa sostenere le spese che i soci lavoratori devono sostenere per le proprie esigenze di salute. Nasce come obbligo contrattuale e viene strutturata sull'onda di questo obbligo immediatamente da Confcooperative, è un'iniziativa di Confcooperative e nel tempo si è sviluppata e si è ingrandita. È un sistema di integrazione ai servizi del Servizio Sanitario Nazionale e corrisponde a una copertura che è proporzionata a quanto il datore di lavoro, l'azienda, versa annualmente per ogni proprio lavoratore. Quindi c'è poi la possibilità di estendere questi servizi e questa copertura con dei versamenti integrativi o anche iscrivendo i propri familiari, estendendo i propri familiari, pagando una quota supplettiva. Dunque esattamente questi servizi cosa sono? Cioè cosa fa di concreto Cooperazione Salute per i soci delle cooperative e i suoi familiari? Sostiene e rimborsa le spese sostenute, ad esempio una prestazione odontoiatrica o un ticket sanitario pagato per delle visite specialistiche o una visita specialistica in particolare. Il documento di spesa viene rimborsato secondo una percentuale, una tariffa specificata nel pacchetto che corrisponde alla quota versata o sottoscritta dall'assistito. Questi rimborsi sono di facile ottenimento perché c'è una procedura molto snella, molto veloce, che prevede anche l'utilizzo di un'app dove si può inviare anche soltanto la fotografia del documento di spesa e in poche settimane si ottiene il rimborso. È quindi un sistema di supporto ma che consente di avere anche delle prestazioni
a prezzo più vantaggioso, a costo più vantaggioso, se ci si rivolge a delle strutture convenzionate con Cooperazione Salute, che prevede il convenzionamento di strutture specialistiche per l'ottenimento delle prestazioni sanitarie. Dunque mi pare un sacco di cose interessanti per quanto riguarda gli aderenti a Cooperazione e Salute, ma questa iniziativa è partita a livello nazionale, in regione come siamo? Ci sono dei numeri su cui ci si può già orientare? Sì, allora è un'iniziativa a livello nazionale perché il contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali prevede Cooperazione Salute, che nasce nel settore delle cooperative sociali, ma è aperta a tutti i cittadini che volontariamente intendono aderirvi e anche ai lavoratori di altri settori. A livello nazionale vi sono iscritte circa più o meno 3.000 cooperative, per un totale di assistiti di circa 160.000. A livello regionale vi sono iscritte 120 cooperative e circa 5.000 assistiti. Gli assistiti appunto si possono rivolgere alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale come alle strutture convenzionate e quindi possono, come dire, vedere rimborsato la propria spesa sanitaria indipendentemente dalla struttura che gliel'ha erogata. In Friuli Venezia Giulia al momento ci sono 29 strutture convenzionate e 11 studi odontoiatrici che sono convenzionati con Cooperazione Salute. Quindi anche Cooperazione Salute è radicata sul nostro territorio. Che invito possiamo fare, o esiste una proposta che possiamo fare agli iscritti delle cooperative, ai soci e ai familiari per far sì che Cooperazione Salute si rafforzi? Allora sì, assolutamente, naturalmente l'adesione è aperta e io posso garantire che non essendo comunque un'iniziativa che ha come fine ultimo un fine speculativo, l'offerta in proporzione alla quota richiesta è sicuramente un'offerta utile che garantisce la serenità e la possibilità di soddisfare i propri bisogni di salute con minore angoscia e sicuramente con minori costi. Per Confcooperative è comunque un progetto importantissimo, strategico, ha dedicato una struttura interna a questa attività, ci sono 2 persone che seguono esclusivamente questi progetti e questa realtà. È importantissimo per 2 aspetti, naturalmente il sostegno ai bisogni della popolazione e degli assistiti in un periodo assolutamente non semplice, peraltro, e anche un indirizzo strategico, una considerazione strategica su tutto quello che è la prevenzione alla salute e un approccio alla salute in maniera serena, quotidiana, ma sempre vigile, avendo la possibilità di realizzare tutti quei presidi anche a un costo che può essere supportato dalla mutua. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. Croce La Monfalconese è una cooperativa di trasporti sanitari con le nostre ambulanze, che ne abbiamo per il momento 2. Siamo in territorio da 1 anno e mezzo circa. Siamo nel territorio del Friuli Venezia Giulia, Monfalcone, Trieste, Udine, Gorizia. Abbiamo fatto qualche Covid anche, facciamo trasporti per le case di cura, per i privati, per aiutare le persone che sono allettate, che sono indisponibili per camminare, per arrivare al reparto. Allora noi veniamo chiamati dall'ospedale di Monfalcone, l'ospedale di Gorizia, come aiuto sulle croci convenzionate. La cooperativa Croce La Monfalconese viene chiamata nel territorio di Monfalcone tramite l'azienda sanitaria, e anche i privati possono chiamarci
per qualsiasi tipo di trasporto, ospedaliero e non. Poi abbiamo anche molte case di cura, sempre nel nostro territorio di Monfalcone. Noi siamo attivi dalla mattina, dal primo viaggio alle 7 diciamo, fino alle 11 di sera. Siamo disponibili e rispondiamo al telefono per qualsiasi evenienza di trasporti secondari. Croce La Monfalconese non fa emergenza perché l'equipaggio che abbiamo è da autisti soccorritori per l'aiuto della nostra popolazione di Monfalcone. Crea la tua cooperativa in collaborazione con Confcooperative Friuli Venezia Giulia. La cooperativa può essere una soluzione per le crisi di impresa? Certamente sì, e il legislatore si è molto concentrato su questo in questi ultimi tempi. Dopo la pandemia c'è una paura che molte imprese possano non sopravvivere e il legislatore ha individuato nelle cooperative costituite tra i lavoratori di un'impresa in crisi, fallita o comunque che ha chiuso per difficoltà economiche, i soggetti che possono far ripartire l'economia. I lavoratori che sono andati in NASPI, sappiamo tutti cos'è la NASPI, la vecchia disoccupazione, se costituiscono una cooperativa riceveranno i 2 anni di NASPI tutti in una volta affinché li mettano nella loro cooperativa, li riceveranno senza tasse. Se intendono anche mettere il TFR che percepiscono dalla società che è decotta, anche in quel caso lì lo Stato ha detto che il TFR non viene tassato, quindi è possibile costituire delle cooperative tra soggetti, lavoratori di imprese fallite o andate in crisi, avendo degli strumenti economici che vengono dati dallo Stato e quindi continuare quell'attività che purtroppo è andata male con il coinvolgimento in prima persona di quelli che erano i lavoratori, quindi i protagonisti del lavoro nella vecchia impresa. Vuoi costituire una cooperativa? Contattaci presso le sedi territoriali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, oppure visita il sito www.confcoop-fvg.it. Croce La Monfalconese svolge principalmente solo trasporti non di emergenza perché i veicoli sono dei veicoli con dell'attrezzatura molto più semplice dei veicoli dell'uso del 118. Possiamo dare un primo soccorso visto la nostra formazione perché l'equipaggio a bordo sono formati solo come autisti soccorritori. A bordo abbiamo defibrillatore, steccaggio, varie medicazioni, ossigeno, tutto quello che occorre per un primo soccorso. I mezzi che utilizziamo in questo periodo hanno una maggiore attenzione nella pulizia, nella sanificazione. Prestiamo attenzione ad ogni persona che trasportiamo, a pulire, a dare una sanificazione fra una persona e l'altra, in modo tale da garantire una maggior sicurezza di chi usa il nostro servizio. Questo veniva effettuato anche prima della pandemia Covid-19, però in questo periodo prestiamo molta più attenzione a questo punto di vista qui. La nostra cooperativa, che è circa 2 anni che è attiva, facciamo all'incirca più o meno 100 trasporti mensili, sono basati la maggior parte su persone anziane che provengono da case di riposo, da proprio domicilio oppure dimesse dal pronto soccorso di Monfalcone o Gorizia. In questi quasi 2 anni abbiamo partecipato anche a qualche manifestazione sportiva, la bocciofila triestina, ci è capitato già 2 o 3 eventi che abbiamo fatto per loro in questo periodo, come sempre assistenza del primo soccorso. Abbiamo anche qualche socio volontario dove ci dà un aiuto in questo periodo per i trasporti. Sono persone comunque
formate per questo tipo di servizio e siamo aperti a nuove collaborazioni. Il servizio è stato molto apprezzato, quindi abbiamo una previsione che nei prossimi mesi di fare dei nuovi acquisti al parco mezzi. Vogliamo incrementare con altri soci volontari per offrire un maggior servizio ed incrementare questo lavoro, e sperando anche di riuscire a fare trasporti in varie parti dell'Italia.